Mandi, mandi, dal disegno per furlan, che tu ti visi, quando tu sei lontan, non tu viodarà, qui sapere troppo. Buonasera a tutti e benvenuti a nuova puntata dal corso Imparing in Furlan. A tutti voi che avete gusto di imparare, un'altra lezione arriva in giornata. Ogni tanto pensi a che è molto particolare di fare lezione e mi domando se molto che mi seguiscono i miei scolari. Usai già detto che è più facile vedere la in quando si spiega, per il fatto che si è subito se c'è che è ben spiegato, è tutto chiaro o ben no. E anche per via che se hanno qualche dubbio, le domande vengono fatte durante. Io invece non so se voi avete capito ciò che io ho spiegato fin tra me così, come. E così allora cerco di ripetere le robe perché diventino più facili. E poi mi domandi, ma voi che mi ascoltate da casa, ascoltate le vonde o ti paese anche di notte di ciò che dicono? Ad ogni modo, l'importante è che os plagi venga a scuola di Furlan e io cercherai di farmi or capoche per insegnare a lei a scrivere la nostra lingua. Ricordate però, sempre, che se avete domande da fare o schiarimenti di veia, potete scrivere a chi avete e us prometto che cercheremo di rispondere a tutti. E come passiamo al vivo della nostra lezione. La volta stata avevo puntato l'attenzione sull'accento dretto. Accento grave per italiano e avevi spiegato la che si lo mette e in curto potevi tornare a ripetere ciò che avevi detto che si lo metteva sulle parole che avevi in più di una sillaba che finivano per vocali toniche tipo così, come. Dopo avevi detto che si lo metteva su toniche, su vocali toniche, vale a dire che si può la voce da terza persona singolare dal passato semplice tipo lui al laudà, al crodè, al cirì. Dopo viene detto che si lo mette sulle parole che hanno più di una sillaba che dopo da vocale tonica hanno un S. E avevi fatto l'esempio di lui alla res, a bas, processo. Però avevi anche detto sting attenti che quando sono parole monosillabiche, vale a dire che hanno una sola sillaba, non si mette l'accento, come tos, mush, pas, che parole qui hanno l'accento. E dopo avevi detto che si metteva l'accento corto sulla desinenza verbale in da prima persona plurale, ad esempio, no chiolin, alavin, acclamin, no a imparin, il furlan, e che in finale su pai aveva messo l'accento corto. Avevi anche detto che su parole che hanno una sola sillaba, l'accento non si lo mette mai. Però questa regola qui non vale quando avviene parole che si scrivono in la stessa maniera, ma che in base al fatto che avevano o no l'accento cambiano il significato. Allora avevano messo e, congiunzione e, verso il verbo, avevano messo a e a, avevano dopo fatto l'esempio di e di sì e di sì con l'accento, di you e di you, di su e di su, e di là con l'accento. Us ricordi dopo che più scrivi queste regolute us vegneranno senza stare a pensare tanto per ore, tanto è vero che quando uno al di scrivi, se dice un frutto, ad esempio, als elementari, prova a scrivere per furlan, lui scrive a vorele. Voi come avete mani e strumenti per capire che molto mai che una roba si scrive in una maniera piuttosto che in un'altra e grazie a questo sicuramente dopo l'hai in davanti. E dopo avevi appunto detto in structure che avevano chiacchierato la volta stata, come passiamo io odio una roba nuova, che è che avevano chiamato apostrofo. Se pensate, che avevano droppato, proprio scritto così, che avevano messo per indicare che alca è colato. La nuova grafia vuol che si scrivi le parole intere e magari che si evidenzi la lesione non quando si pronuncia, però noi io daremo i casi dove si ha da metterlo o no. Intanto i casi sono tanti, allora nota che in quel primo, con l'articolo lu
sarebbe l'articolo determinativ maschile, che corrisponde all'italiano il, in furlan è lu. Ricordiamo che il, che viene detto anche in furlan in nord di voi, è la forma più moderna. Una volta addroppavano lu e per fare il plurale iu. Tale ver che proprio per essere in tema, dato che siamo qui a Trep addroppano in chiamò l'UTPL o UTPA per fare il plurale. E io quando voi intervistai i vecchi a sin queste forme qui, ma sono forme che vengono droppate e ridotte in dei paesi più diciamo, lontani dalle realtà cittadine, a cercare di conservare anche in lingua alc di biel come che posesse queste forme qui. E allora ci succede che quando io ho una parola tipo lu amor, mi colle la U e per evidenziare che la U è collata io metto l'apostrofo e allora scrivo l'amor. Oppure, se hai una parola tipo lu armar, a colle la U, a me l'apostrofo e io scriverai l'armar. E fin qui siamo d'accordo. Dopo, secondo caso, all'enche con l'articolo determinativo femminile singolare la. Ad esempio, se io dico la aquile, a chi mi colle la A e io scriverai l'aquile. Faccio una precisazione in furlan, non è che la maestra non avrebbe studiato che l'aquila si scrive con la Q. In furlan la Q non viene mai droppata, fa il caso dai nomi di città e dai nomi di persone. Quindi l'aquila in furlan si scriverà con la C. Dopo, il terzo caso, là che viene droppato l'apostrofo, è anche con l'articolo indeterminativo femminile, una, si dice in furlan une. Ad esempio, se ho da dire une ongule, colle la E, si mette l'apostrofo e avviene un'ongule. Giusto? Una roba che mi si smentata di Dius è che la roba fondamentale per che a colli una vocale venga mettuto l'apostrofo è che la parola che viene dopo attacchi per una vocale. Allora io dico aquile, armar, amor, ongule. Dopo si droppa l'apostrofo anche col pronome relativo che, per esempio, se io scrivo la frase lascia cal vadi a tor, a chi sarebbe che al vadi, no? La E è collata, che sta qui, e le sta mettuto l'apostrofo. Dopo si usa anche quei pronomi personali tipo mi, ti e si. Se ad esempio io dico lui al mi incanta, lui mi incanta, sarebbe la mi incanta, a chi accolla la I e viene sostituita dall'apostrofo. Dopo viene chiamato un caso con la preposizione di, ad esempio, che il giovane hai al vive di amor. E qui avviene il caso che attacca la parola per vocale, la D accolla, si mette l'apostrofo e allora si legge d'amor. Ecco, la grafia ufficiale ci dice lasciate le robe dividute, ci metti l'apostrofo manco che si può. Però io dico che quando si squen metti l'ultimo caso, dove che si mette, è con una particella pronominale che tutti a dropping, che però non avresti mai pensato che derivi da queste parolute qui che è l'indi. Ad esempio, se ho da dire non ce n'ho, dici no, dai. E qui facciamo una lezione intera su queste particelle pronominali, che corrisponde all'italiano ne, non, ne, o.
e qui si mette appunto l'apostrofo per evidenziare che è colada queste prime i. E lo spiegheremo però in tal corso di un'altra puntata, c'è un mai che da pochi da ore invece non de noi. Per il momento avete 7 punti da studiare tra una massarie e che altre. E per voi, a pensi di aver detto tante robe da tenimento, allora non continua di più, se no che un solo consiglio. E è che il tenimento il più possibile le regolute e le robe che si dice durante le spiegazioni. E per finire in gloria, andiamo a scoprire una parole dal nostro bel canton, non così maculà, ricordandosi allora che non si dice pesce ma spiersul. E us raccomando di studiare e us saluti con tutti Armandi. Mandi dal disin per furlan che tu ti visis quando tu sei lontan non tu viodarás cui sa per troppo